19ª edizione della Sagra della Seppia a Pinarella di Cervia dal 14 al 19 marzo presso il centro commerciale di Pinarella. Tutte le sere funzionerà un fornitissimo stand gastronomico, antipasti, primi piatti, secondi, contorni a base di pesce e seppia freschissima a cura degli chef e volontari dell'Associazione Enogastronomica Antichi Sapori di Romagna. Ottimi piatti tutte le sere dalle ore 19, sabato e domenica anche a pranzo. Solo sabato e domenica dalle ore 11 apertura anche dello stand del fritto al cartoccio e dalle ore 21 tutte le sere ottima musica di ingresso gratuito. Martedì 14 Cayman, mercoledì 15 Luca Bergamini, giovedì 16 Margot 80, venerdì 17 Roberta Cappelletti, sabato 18 Sofia ed Ale, domenica 19 i ripetenti. Vi aspettiamo con qualsiasi meteo, sala coperta e riscaldata con oltre 500 posti a sedere. Infoline 338 6174 236. Avviso di bando pubblico per la selezione di un nuovo gestore esterno del bar riservato ai soci del Centro Sociale Amici dell'Abbondanza di Bagnacavallo, provincia di Ravenna, sito in via Mazzini 49. Il bar dovrà funzionare tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 24, eccetto il lunedì dalle ore 13 alle ore 24 ed eccetto i lunedì festivi in cui l'orario sarà dalle 9 alle 24. Il prezzo dell'affitto mensile ed i prezzi dei prodotti venduti al bar saranno da concordare con il consiglio direttivo del centro sociale. Previsto un periodo di conoscenza reciproca per il primo contratto di anni 1. Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 31 marzo 2017 alle ore 15 presso la sede del Centro Sociale Amici dell'Abbondanza, sito in via Mazzini 49 a Bagnacavallo, ufficio segreteria, nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 15. Le selezioni si svolgeranno presso la sede del Centro Sociale. I concorrenti verranno contattati per svolgere colloqui individuali, cui seguirà una selezione definitiva. Per informazioni, signor Piero Briccolani, presidente del Centro Sociale Amici dell'Abbondanza, cellulare privato 329 93 31 288. Parliamo di una mattinata molto importante intanto per gli operatori, perché qui si inaugura ufficialmente la stagione balneare dei lidi ravennati, ma oggi è anche una giornata in cui l'onorevole Pizzolante ha già dato un'anteprima, uno scoop. Lui sarà il relatore della legge delega. Sì, questa è stata sicuramente la notizia importante di oggi. Come diceva lei, oggi appunto abbiamo inaugurato un po' quella che è la stagione balneare nel nostro territorio in Emilia-Romagna con questa fiera. La fiera qui al Pala de André, che anche quest'anno appunto raccoglie tantissimi espositori, sono oltre 70, quindi sempre molto più interessante sia per gli espositori che per i visitatori. Al termine, dopo l'inaugurazione, appunto ci siamo fermati un attimo a parlare con l'onorevole Pizzolante, il presidente della nostra regione, il presidente Bonaccini, e l'onorevole Pizzolante ci ha appunto comunicato questa notizia, direi di grande importanza, che lui è il relatore della legge. Questo penso che sia un segnale importante che sicuramente vuole e può voler dire che la strada che abbiamo, che è stata delineata dal governo e dalle rappresentanze sindacali, sia quella giusta. Il ministro Costa, che è un po' il nostro interlocutore e che vogliamo che rimanga il nostro interlocutore fino alla conclusione di questo percorso, che come tutti sappiamo è iniziato con l'approvazione della legge delega, che contiene i contenuti in senso generico di quello che dovrà essere il percorso per arrivare a una giusta soluzione. Le imprese balneari, gli operatori, a fatica con qualche mal di pancia, ma hanno accettato la possibilità appunto di partecipare a un'evidenza pubblica, però ovviamente questo può e deve avvenire solo con tutti i principi che sono enunciati in senso generico nella legge delega. Devono essere, diciamo, impostati, scritti e portati avanti come ci è stato promesso dalla politica insieme agli operatori e quindi ai rappresentanti della categoria. Cosa voglio dire? La legge delega contiene il principio del periodo transitorio, che per noi ovviamente è fondamentale, perché riteniamo che ogni cambio di legislazione debba per forza prevedere un periodo di adeguamento. Questo è sicuramente l'aspetto più importante, ma alla pari anche il riconoscimento del valore commerciale dell'impresa
il riconoscere la professionalità maturata sulla concessione in cui l'operatore ha lavorato per tanti anni, questo pacchetto di punti può portare ad affrontare un'evidenza pubblica con, io dico, un'adeguata serenità e quindi la possibilità concreta dal di qui entro pochi mesi, quindi si dice più o meno entro il mese di dicembre, di vedere risolta la questione che è 7-8 anni che stiamo affrontando e quindi poter ridare tranquillità a un sistema che veramente ne ha bisogno. Abbiamo fatto una richiesta di 30 anni non casuale, perché se ne potevamo chiedere anche 50, non è quello. I 30 anni riteniamo che siano la giusta vita economica di un'impresa. Non dobbiamo dimenticare che comunque ci sono alcuni stati europei, ne cito due, Spagna e Portogallo, che hanno ottenuto proroghe da 30 a 45 anni, quindi non stiamo parlando di numeri campati in aria ma che hanno dei riferimenti. Detto questo, non ci vogliamo fossilizzare sui 30 anni. Se i 30 anni per una serie di motivi non sono un obiettivo raggiungibile, l'importante è che gli altri paletti di cui abbiamo parlato prima e quindi il riconoscimento del valore commerciale dell'impresa e della professionalità maturata su quella concessione siano complementari a quello che può essere un mancato periodo transitorio, cioè noi dobbiamo ragionare nel suo pacchetto nel complessivo. Ragionando in questo modo noi pensiamo come rappresentanti di categoria che comunque si possa affrontare l'evidenza pubblica con un discreto ottimismo. I 30 anni ovviamente abbiamo capito che sono un obiettivo non raggiungibile, noi però contiamo comunque in un periodo transitorio che sia molto vicino a quello. Oggi parlare di altri numeri diventa difficile, non si può però pensare ad un periodo transitorio che sia solo limitato al tempo che serve al sistema pubblico per prepararsi all'eventuale evidenza pubblica. Insomma, serve ovviamente un periodo compensatorio anche per le imprese che si devono comunque adeguare a uno stravolgimento normativo che conosciamo. Direi che la nostra fiera ha aperto molto bene, ci sono ottime presenze, siamo soddisfatti di questa mattinata, le autorità presenti erano tante, colgo l'occasione per ringraziarle tutte. Ovviamente nella discussione che abbiamo fatto era presente anche il Presidente Bonaccini, che come sempre non ha mancato di portare un suo pensiero rassicurativo verso la categoria, nel cercare comunque di trovare quelle giuste soluzioni di cui parlavamo prima. Si è impegnato di nuovo in prima persona affinché questo percorso possa terminare nel più breve tempo possibile, cercando appunto di sviscerare nel modo giusto i decreti attuativi che poi sono il vero nocciolo di tutta una strada ben delineata, ma che deve trovare poi il suo traguardo nell'andare a scrivere questi decreti veramente a più mani, come ci è stato premesso dal Ministro Costa, e quindi dove il ruolo delle rappresentanze sindacali siano tenute nella dovuta considerazione. La legge delega è già arrivata in Parlamento, in Commissione Finanze. Credo nell'arco di 10 giorni sarà incardinata e quindi inizierà la discussione, poi gli emendamenti e poi il voto. Io sarò il relatore per la Commissione Finanze, quindi abbiamo fatto un grande passo in avanti. Noi speriamo nell'arco di un paio di mesi di votare la legge e poi dopo abbiamo 6 mesi di tempo per fare i decreti attuativi per riordinare i meccanismi di affidamento delle concessioni, ma anche tutta la partita dei canoni demaniali. Che cosa prevede dunque? Ricordiamo che cosa prevede la legge delega. La legge delega parte da un presupposto, da un concetto. Sono nate sulla base di una legge dello Stato, cioè del vecchio regime legislativo. 30.000 imprese che hanno fatto il sistema del turismo balneare italiano. Queste aziende non possono essere cancellate con un tratto di penna da una legge o da una direttiva europea. Sono nate perché le norme e le regole glielo consentivano. Le sentenze della Corte di Giustizia europea lo riconoscono, riconoscendo il legittimo affidamento e riconoscendo anche l'articolo 12,3 della Bolkestein che parla di interesse nazionale. Su questa base noi dobbiamo, ed è scritto nella legge, garantire un periodo di transizione da un sistema all'altro e poi nel momento in cui si andrà alle evidenze pubbliche va riconosciuto comunque il valore commerciale dell'impresa
e dentro l'evidenza pubblica la professionalità, la competenza e quindi punteggi premiali per l'evidenza pubblica. Questo secondo noi mette al sicuro il sistema e nello stesso tempo fa ripartire gli investimenti. Occorre una fase di transizione per appunto riconoscere il passaggio di regime e poi dei meccanismi sull'evidenza pubblica e il riconoscimento commerciale che diano valore all'impresa, la riconoscano. Cooperativa Spiagge è una di queste? Sì, la cooperativa Spiagge, come dire, ha una sua strategia, questo gli permette di stare insieme, di fare investimenti e naturalmente gli investimenti e i valori commerciali creati gli saranno riconosciuti nel momento in cui si fa l'evidenza pubblica. Ma dire, come dicono alcuni, 30 anni secchi di proroga, nel momento in cui ci sono state sentenze della Corte di Giustizia Europea e sentenze del TAR di Milano e della Lombardia che dicono che questa cosa qui non si può fare, se la Corte di Giustizia Europea ha detto che una proroga di 5 anni equivaleva al rinnovo automatico e quindi non si può fare, ma quella è una sentenza, non è una volontà politica, è una sentenza. Allora se non si può fare in quel modo, se chi dice 30 anni, 40 anni, 50 anni, tipo alcune associazioni ma soprattutto tipo alcune istituzioni di ancora più grave, la regione Liguria, prende in giro i balneari e li porta, come dire, nel fiume. La novità è questa, come avevamo auspicato anche l'anno scorso quando venni esattamente qui all'inaugurazione, ha recepito gli indirizzi che le regioni e in particolare la regione Emilia-Romagna, grazie anche al lavoro dell'assessore Corsini che ha fatto e abbiamo fatto in conferenza delle regioni, e adesso ci sono 6 mesi massimo di tempo per emanare gli indirizzi che recepiscano anche quello che abbiamo indicato come linee scelte strategiche. Insomma, siamo fiduciosi che ci si sia messi su una strada finalmente giusta, adeguata, che non togliendo la necessità, come chiede l'Europa, di dover ad un certo punto fare le gare, però riconosca un tempo congruo transitorio e poi tutta una serie di questioni legate al riconoscimento di chi ha investito, sa fare bene il proprio mestiere e vuole avere giustamente un futuro per sé, per i propri familiari, lavoratori, eccetera, anche perché avete visto i dati, siamo di fronte a un vero e proprio nuovo boom del turismo sulla costa, in tutta l'Emilia Romagna, le città d'arte. Credo sia una delle regioni in cui sta crescendo di più il turismo e con la nuova legge regionale dell'anno scorso che passa dalla valorizzazione del prodotto al territorio, credo che avremo stagioni ancora migliori i prossimi anni. Non è il tema di quanti anni in questo momento, adesso il tema prima era avere la legge delega, poi recepire gli indirizzi che abbiamo indicato e poi si dovrà discutere e trattare sul tema anche del periodo transitorio. In ogni caso, ripeto, ci siamo messi su una strada finalmente giusta, peraltro avevamo detto come regione che se il governo non prendeva l'impegno ci saremmo mossi noi dal punto di vista delle norme regionali, ma è evidente che è più forte un paese in cui è il governo dello stesso che prende una decisione insieme alle regioni. Noi sappiamo che il tema è legato anche alle condizioni meteorologiche, peraltro fatemi passare la battuta, il fatto che a proposito di essere una regione che non ha timore di competere con nessuno in ogni parte d'Europa e del mondo, avere, diciamo così, ottenuto che il data center del centro meteorologico europeo da Reading si sposterà a Bologna nei prossimi anni è un fatto straordinario. Dal punto di vista delle aspettative bisogna stare sempre coi piedi per terra, però quando a inizio legislatura io e Corsini dicevamo che si poteva superare il muro dei 50 milioni di presenze turistiche, 2 anni fa lo dicevamo, molti sorridevano. Siamo già oltre i 48 milioni, cioè 3 milioni e mezzo di presenze in più in 2 anni, ma per i nuovi indicatori dell'osservatorio si ragiona che siano oltre già i 52 milioni di presenze. Ci sono alcune novità importanti, penso al tema ad esempio del treno che per il secondo anno consecutivo da giugno a settembre farà direttamente Monaco di Baviera a Rimini, ma questa volta con 2 fermate in più, una ad Innsbruck e una a Cesena. Cesena è perché verso questa parte dell'Adriatico, quindi il Ravennate e il Cesenate, vi è un'ulteriore opportunità. Il turismo insieme alla cultura e alla manifattura sono i 3 giacimenti del nostro futuro per un nuovo modello di sviluppo che non può essere esattamente quello degli anni 70-80,
ma che deve far tornare, questo è l'obiettivo, tra qualche anno la piena e buona occupazione. Abbiamo appena fatto un incontro alla presenza del Presidente Bonaccini e anche dell'onorevole Pizzolante, che stanno portando avanti un lavoro molto positivo. Da parte della categoria ci sono fortissime e giustificatissime preoccupazioni, però sembra che finalmente si arrivi a una legge che fissa dei principi chiari, cioè delle premialità per la professionalità, il riconoscimento del valore delle imprese. Speriamo che entro 6-7 mesi finalmente questa partita si chiuda e che le imprese balneari, anche grazie alle nuove ordinanze che come sindaci e come regione stiamo mettendo in campo, possano tornare a investire. Il Comune di Ravenna quest'anno ha dato molte nuove opportunità alla propria spiaggia. Abbiamo fatto una nuova ordinanza che semplifica radicalmente l'attività per gli stabilimenti balneari, dà nuove opportunità, nuove possibilità per eventi, per manifestazioni, per intrattenimento. C'è stata qualche polemica, noi crediamo che mettere in uno contro l'altro la spiaggia con il resto del territorio sia un errore gravissimo. Nessuno in montagna si pone il tema del contrasto fra gli impianti sciistici e i centri, diciamo, delle località di montagna. Noi questo non lo abbiamo fatto, abbiamo dato nuove opportunità, come faremo per tutte le altre imprese. Le spiagge di Ravenna sono le spiagge più belle d'Italia e speriamo che migliaia e migliaia di visitatori vengano a trovarci. L'anno scorso la spiaggia di Cervia è stata veramente un unicum a livello nazionale, insomma vogliamo sottolineare questo dato e magari rinnovare l'impegno per quest'anno. Lo chiedo ad entrambi, visto che siete qui tutte e due. Ma guardi, io le dico che più che impegno noi siamo già a buon punto, abbiamo già predisposto il nostro documento, abbiamo già confermato l'impegno dello scorso anno da parte di tutti, anzi quest'anno è rafforzato da parte del Comune di Ravenna con un numero ancora maggiore di polizia municipale dedicata alle spiagge di Ravenna, per cui da parte delle forze di polizia statuali c'è già stato praticamente la richiesta dei rinforzi, per cui siamo già a buon punto nel lavoro. È chiaro, c'è l'impegno, la volontà di voler mantenere i risultati dell'anno scorso, anzi di rafforzarli ancora di più, per cui abbiamo già dedicato vari incontri e abbiamo già predisposto un pochettino e la raffineremo sempre di più quella che è la strategia per quest'anno. Tutti uniti e tutti all'unisono, vero Eccellenza? Tutti uniti, ci stiamo avviando per la nuova stagione, come diceva il signor Prefetto, abbiamo chiesto già i rinforzi, per cui lo sforzo sarà massimo e speriamo di ripetere il brillante risultato dello scorso anno.